Maestre e preside tolgono il nome di Gesù dalla canzone di Natale. Bimba di 10 anni scrive una lettera di protesta e viene reinserito. E intanto a Favaro scoppia il caos dopo la decisione della dirigente dell'Istituto Alpi di non fare il presepe. Non c'è abbastanza personale, chiarisce. L'UNESCO aveva dato 2 anni di tempo per presentare l'iniziativa a tutela di Venezia. A poche ore dalla scadenza l'Italia chiede altre 2 settimane. Dopo le denunce del WWF, scoperta dai carabinieri una pista da ciclocross abusiva nell'oasi protetta degli Alberoni, c'è un indagato. Sono oltre 2.000 gli alloggi sfitti dell'Ater veneziana su un totale di circa 10.800. Fare il possibile per consegnarli a chi ne ha il titolo è l'impegno del nuovo presidente Speranzon. Nel nome della cittadinanza attiva e della legalità, centinaia di studenti questa mattina hanno partecipato all'incontro organizzato al Teatro Tonioli insieme a Don Luigi Ciotti. Nella nuova luce ai capolavori del Tintoretto nella sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco, l'inaugurazione alla presenza del Ministro. Buonasera, ben ritrovate, edizione veneziana dei nostri telegiornali. L'avete dunque sentito dai titoli, nuova polemica nel nome dell'avvento con una bimba di appena 10 anni della quinta elementare di una scuola primaria della Riviera del Brenta che bacchetta le maestre ed il preside nel nome di Gesù. Scopriamo che cosa è successo. Ecco la commovente letterina scritta a mano da una bimba davvero coraggiosa e molto intraprendente. Scrive come nella canzoncina dell'Avvento il nome di Gesù viene cambiato con quello di Natale. Il motivo? Le maestre non vogliono urtare la sensibilità dei piccini musulmani in classe con lei. E lei, 10 anni appena in quinta elementare, che fa? Si fa promotrice di una raccolta firme tra tutti i bambini della classe, islamici compresi, invitando insegnanti e pure il preside a ripristinare e mantenere la strofa con Gesù. L'episodio è raccontato dalla mamma, dall'intraprendente bambina al consigliere regionale Alberto Semenzato della Lega Nord. È da 1 ora e mezza che ho chiamate da tutti i giornali, da tutte le testate nazionali, e sinceramente questo non me l'aspettavo, non se l'aspettava nemmeno la mamma di questa bambina, perché è un po' anche impressionata, diciamo, da tutto questo can che sta montando. Una bimba davvero coraggiosa, di più la sua purezza d'animo ha vinto contro il delirio ideologico e laico di chi avrebbe voluto privarla del Natale, aggiunge l'assessore regionale Elena Donazzan. In questo caso le maestre hanno preso atto che la maggioranza dei bambini hanno deciso che la parola Natale non deve sostituire la parola Gesù nella recita. Punto, tutto qua. Niente di scandaloso. Parliamo di democrazia e qui parliamo di bambini che proprio minorenni che fanno le classi elementari. Vicenda che racconta come la piccina da alunna sia salita in cattedra, trasformandosi di fatto in maestra delle sue stesse insegnanti. Sì, grazie a questa bambina è stata introdotta. Io vorrei che tutte quante quelle scuole del nostro territorio italiano che sono cristiane portassero nelle classi queste petizioni dove la maggioranza si esprime se farle o non farle, ma essendo appunto noi cristiani penso che sia giusto farle. Niente presepe nell'Istituto Comprensivo Alpi di Favaro, scoppiano le polemiche sulla decisione della dirigente scolastica. Sentiamo. Che non sia giusto per i bambini e per la religione che sono portati avanti a fare. Per l'esempio, non so se sia perché non vogliono la religione sulle scuole, c'è sempre stata da quando sono le scuole, non vedo perché non la devono portare avanti. Questo è uno dei tanti commenti in merito alla decisione di Elisabetta Pustetto, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Favaro Veneto, che ha fatto scoppiare una polemica per non aver aderito al progetto di realizzare il presepe all'interno degli istituti finanziato dalla Regione.
Aderire, ha motivato Pustetto, avrebbe comportato una mole di lavoro in più per la segreteria, che essendo sotto organico non sarebbe riuscita a svolgere. Eppure questa spiegazione non convince molti. C'è chi critica la scelta perché ritiene che la rappresentazione della natività debba necessariamente essere presente negli edifici scolastici e chi invece trova sia inopportuno fare il presepe nelle scuole, dal momento che ormai siamo in presenza di una popolazione scolastica interreligiosa, come da un progetto in atto all'istituto. Secondo il presidente della municipalità però si è sollevato un polverone troppo grande. E sono dispiaciuto per diversi motivi. Il primo motivo sicuramente è quello che con l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi abbiamo sempre collaborato e quindi credo che alla base di tutto ci sia un grande fraintendimento, un misunderstanding. Leggo sul giornale, apprendo dai giornali che c'era un problema di organico perché la scuola non era in grado a livello di organico di supportare il bando regionale. Beh, evidentemente se ci fosse stato un dialogo un po' più esteso, probabilmente si sarebbe risolto anche il problema. Non credo che sia da tirare in mezzo in questa vicenda il multietnicismo, il multiculturalismo, perché credo che un presepio non arrechi pregiudizio a nessuno, nel senso che è evidente che anche se uno è di un'altra religione si gira dall'altra parte, fa a meno di guardarlo, però il presepio fa parte della nostra tradizione, è un simbolo della nostra tradizione. Il progetto regionale, criticato da parte dell'opposizione, prevede un contributo di 250 euro per gli istituti che vi aderiscono esponendo un presepe. Se la dirigente non cambierà idea, io metto a disposizione il municipio, per cui nei prossimi giorni lancerò un appello pubblico per quanti vogliono partecipare, sia genitori che bambini. Chi vuole portare una statuetta è libero di farlo. Facciamo un grande presepio, dentro il municipio, apro le spalanco, le porte, se vogliono venire sono tutti ben accetti, facciamo un bellissimo presepio all'interno del municipio. La comunità islamica della terraferma divisa tra due moschee ed è scisma con la polizia a presidiare le due diverse strutture. E scisma tra la comunità islamica della terraferma veneziana, divisa tra due moschee che distano pochi metri l'una dall'altra. A presidiare la preghiera del venerdì le gazzelle della polizia, divise tra i secessionisti della storica sede di via Monzani in affitto e la nuova di proprietà degli stessi fedeli di via Lazzarini è costata circa 250.000 euro. Siamo arrivati alhamdulillah a circa 80 bambini al momento e le persone che frequentano sono circa 450 persone. La discordia di natura economica, per i soldi insomma. Perché, come dico sempre, sognare è bello, ma i tempi delle creste sono finite. Quando bisogna fare un lavoro bisogna farlo reale, con soldi veri, con preventivi credibili, non con i sogni e con cifre esagerate. Le persone hanno dato giustamente, hanno dato preferenza al posto di proprietà che è in affitto, perché anche giustamente lì non si arriva a fine mese a pagare l'affitto. Quanto costa pagare l'affitto di là a fine mese? Lì attualmente paghiamo 2.800 euro d'affitto. Troppi, a detta degli scismatici, quelli chiesti dal portavoce islamico della vecchia sede, ben 450.000 euro, non si sa bene di quale provenienza, necessari per mettere in sicurezza la nuova struttura di preghiera. Non servono, replicano gli scismatici, ci siamo arrangiati con meno. Una vicenda complicata e dai risvolti decisamente poco chiari, riportata anche durante la preghiera. Allora lì devono pregare, andare avanti anni, anche pagando 2.500 euro al mese, invece qua non pagano neanche picco e non vogliono pregare perché vogliono fare di lusso. Il risultato è che la nuova moschea di via Lazzarini è stata pure depredata, subendo il furto di diversi beni la notte di lunedì scorso, con i cancelli oggi chiusi da grossi lucchetti, sembra per ripicca e ritorsione. Siamo alla cronaca, scoperta una pista da ciclocross abusiva nell'oasi protetta degli Alberoni. Le segnalazioni erano arrivate nei mesi scorsi anche dal WWF che gestisce l'oasi, che aveva segnalato la presenza di biciclette e percorsi che mettevano a repentaglio l'ecosistema e la fauna del posto. I sospetti sembrerebbero confermati da un'indagine condotta dai Carabinieri per la tutela forestale, che hanno scoperto l'esistenza della pista, un'opera che è stata realizzata in assenza di qualsiasi autorizzazione paesaggistica e concessione demaniale. Una persona
residente del Lido, risulta indagata per reati paesaggistici e occupazione di area demaniale. L'uomo avrebbe realizzato un vero e proprio circuito movimentando il terreno per modellare la pista e impiegandola per competizioni clandestine con altri amanti delle due ruote. La pista, secondo i carabinieri, veniva implementata periodicamente, ammodernata e adattata alle esigenze dei fruitori, così che ne risultava un circuito di vaste dimensioni con salti e percorsi diversificati. L'UNESCO aveva dato 2 anni di tempo per presentare le iniziative a tutela di Venezia ed evitare la cancellazione della città dai siti patrimonio dell'umanità. Poche ore dalla scadenza l'Italia chiede altre 2 settimane. Potrebbe esserci uno spostamento della consegna del rapporto. Potrebbe esserci. Me la devono confermare, sta arrivando la notizia da Roma. Di quanto? Un paio di settimane. L'Italia vuole più tempo per completare il rapporto su Venezia da consegnare all'UNESCO. Il rinvio della scadenza, fissata per domani, è stato richiesto dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi in Laguna per assistere all'accensione della nuova illuminazione per gli affreschi di Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco. Dall'ente delle Nazioni Unite sarebbe già arrivata risposta positiva al rinvio, dovuto alla volontà di rivedere alcuni aspetti. Per fare le cose bene. Ma lei l'ha visto già il rapporto? L'ho visto. Che cosa le sembra? Ci sono delle cose che bisogna fare meglio. Il rapporto era stato richiesto dall'UNESCO nel 2017 per decidere se escludere la città storica e la sua laguna dalla lista dei siti patrimonio dell'umanità a causa della mancanza delle dovute tutele. 2 anni fa la bocciatura era stata evitata e l'Italia avrebbe dovuto utilizzare questo tempo per presentare le sue iniziative a protezione del patrimonio artistico e culturale veneziano. Il documento sarà discusso il prossimo anno alla 43esima sessione del Comitato internazionale, dove verrà presa una decisione definitiva in merito al declassamento. Sono giorni per Venezia molto importanti ed è una cosa che stiamo seguendo ad Oram, no? La seguiamo con molta attenzione. Il 20% delle case dell'Ater di Venezia non ha un inquilino in attesa di costosi restauri e delle graduatorie dei comuni metropolitani. Sono oltre 2.100 gli alloggi sfitti di proprietà dell'Ater veneziana su un totale di circa 10.800. Fare il possibile per consegnarli a chi ne ha titolo è l'impegno del nuovo presidente dell'ente, Raffaele Speranzon. Per gran parte delle case in questo territorio sono state realizzate prima del 1949, quindi quando vengono liberate dagli inquilini hanno bisogno di interventi manutentivi molto importanti che ammontano anche a svariate decine di migliaia di euro, non solo gli interventi manutentivi ma anche certificazioni, e le risorse di cui disponiamo spesso non ci consentono di poter in tempi rapidissimi riattare l'appartamento per poterlo consegnare poi a chi ne ha titolo. Oltre a una burocrazia ipertrofica e agli alti costi di restauro, la cui media per appartamento sfiora i 40.000 euro nella città storica e i 30.000 in terraferma, spesso mancano le graduatorie di assegnazione che i comuni compilano più lentamente in seguito al recente cambio della normativa. Nuovi bandi sono però in via di definizione da parte della Giunta veneziana, compreso quello per 29 appartamenti nuovi di zecca in Laguna che dovrebbero essere consegnati nei primi mesi del 2019. A pesare sulle casse di Ater è anche l'alto tasso di morosità superiore al 33%. Alcuni inquilini hanno difficoltà oggettive che vanno capite, concede Speranzon, ma su chi sta facendo il furbo interverremo in modo deciso. Non possiamo mettere sullo stesso piano gli inquilini morosi con gli inquilini invece che ci permettono attraverso i loro canoni poi di avere le risorse per restaurare, ristrutturare quegli famosi appartamenti sfitti ai quali faceva riferimento lei, che poi magari non possiamo consegnare perché non abbiamo sufficienti risorse per fare i lavori. Centinaia di studenti questa mattina hanno partecipato all'incontro organizzato al Teatro Toniolo, cui ha preso parte Don Luigi Ciotti. Il coraggio di avere coraggio, il coraggio di osare, ci vuole coraggio, perché come ho detto senza coraggio la vita è meno vera e meno viva.
Nel nome della cittadinanza attiva e della legalità, il Teatro Tognolo di Mestre ha ospitato 800 studenti provenienti da varie scuole superiori del Veneto per l'incontro Dialogo con Don Luigi Ciotti voluto dalla Fondazione Marcianum sul tema Costruttori di speranza educati al futuro. Don Ciotti ha toccato temi importanti come il significato di avere coraggio o speranza e soprattutto che cosa sia la legalità. Abbiamo preparato questi ragazzi a questo incontro perché pensiamo sia importante parlare non soltanto appunto di legalità, come dice Don Luigi, ma di giustizia, di impegno, di responsabilità. I ragazzi hanno risposto molto bene e credo che sia una bella giornata oggi per Mestre e per tutto quanto il Veneto. Non facciamo della legalità un idolo. La legalità è importante e fondamentale. È fondamentale per lo sviluppo sociale e per la crescita umana. La più bella definizione di legalità la trovate proprio nel documento di Vescovi, Educare alla legalità del 1991. Educare alla legalità. Non è in discussione la legalità. Vi prego. Però, voi lo sapete, la legalità non può essere obiettivo. La legalità è lo strumento, è il mezzo per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia. Ed ora una notizia importante per chi doveva mettersi in viaggio con il treno, treni regolari in Veneto. Le segreterie regionali Veneto dei sindacali FILT, FIT, WILT, UGL e FAST hanno revocato lo sciopero di tutto il personale Trenitalia del Veneto, indetto dalle 9 alle 17 di domenica 2 dicembre. Ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Adesso la storia a lieto fine di Skipper, il setter irlandese rapito a Venezia, ritrovato grazie alla solidarietà di tutta Italia. I timori e le angosce vissute dalla sua proprietaria, l'avvocato veneziano Chiara Fenso. Sentiamo. E passeggiando per Venezia che abbiamo incontrato Skipper, il famosissimo Skipper, il cane rapito, il setter irlandese di 4 anni rapito e ritrovato grazie a tanti volontari e al tam-tam mediatico a Chiasso, in Svizzera. La storia di Skipper e della solidarietà di tutta Italia che si è mossa attorno a lui per il suo ritrovamento ha destato molta commozione, in particolare a lei. Chiara Fenso, la sua proprietaria, rivela le angosce e i timori vissuti nelle ore antecedenti al ritrovamento del suo amatissimo setter. Il mio timore era che il cane finisse in qualche laboratorio di vivisezione della Svizzera, perché la Svizzera è il paese con più laboratori in Europa per la vivisezione, soprattutto concentrati nel Canton Ticino, e io temo che se questo balordo aveva portato il cane in Svizzera il motivo fosse questo. Skipper, sottratto fuori da un supermercato di Venezia il tempo di uno scontrino, è diventato tra i cani più famosi d'Italia, al punto che viene avvicinato e fermato da quanti lo riconoscono per abbracciarlo e coccolarlo un po', al pari di questa ragazza. E Chiara, la sua proprietaria, racconta come sia stato possibile riavvicinarlo in meno di 36 ore a partire da quel terribile 26 novembre scorso. Grazie alla collaborazione di tutti gli italiani che mi hanno aiutato diffondendo il mio post su Facebook e su tutti i social. Vicenda che ha toccato anche i nostri cuori e che, vista il lieto fine, pensiamo possa aver dato speranza a quanti confidano in un domani migliore. Un'esperienza meravigliosa, credo anche per lui. Sole e nuvole caratterizzeranno il fine settimana alle porte. Sarà un fine settimana all'insegna dell'alta pressione, però con nuvole e sole che si alterneranno. Il sole sarà prevalente nella giornata di sabato, con temperature massime attorno agli 8 gradi e il risveglio ancora con valori notturni vicini allo zero, leggermente sotto lo zero, mentre domenica il cielo si presenterà spesso coperto o molto nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime che saranno stabili tra gli 8 e i 10 gradi, minime vicino allo zero. Situazione simile anche per l'inizio della prossima settimana, lunedì nuvoloso, con deboli precipitazioni nel pomeriggio. Da martedì torneranno le nebbie, che potranno risultare anche persistenti e diffuse per tutto il giorno. Qualora queste si dovessero sollevare, creerebbero un cielo coperto anche con qualche pioviggine.
Tintoretto come non l'avete mai visto, solo da qualche ora si possono ammirare in tutto il loro splendore una trentina di opere dell'artista cinquecentesco. Sentiamo. Nuova luce ai capolavori del Tintoretto nella sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco. In occasione del cinquecentenario della nascita del pittore veneziano, i 33 dipinti da lui realizzati sono stati dotati di un innovativo sistema di illuminazione a LED che rende possibile osservarne ogni particolare, strappandoli alla penombra della tenue luce elettrica in cui erano immersi fino ad oggi. Noi abbiamo capito qualche anno fa che dovevamo assolutamente cambiare l'illuminazione di questa sala, perché Tintoretto vive della luce, cioè della vita che dà alle sue opere una illuminazione corretta. I confratelli si sono quindi rivolti a una ditta specializzata che ha realizzato un progetto illuminotecnico all'avanguardia. Questa ci consente, attraverso questi programmi, che sono più programmi di illuminazione, cioè diverse illuminazioni, di mettere in evidenza i caratteri di questo pittore, la sua natura, il messaggio che lui offre a chi lo guarda. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 Treviso Pagella alla Giunta Conte con Riccardo Barbisan della Lega e Roberto Grigoletto del PD. Questa è la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente anche soleggiato un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota, possibili soltanto locali foschie al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato, il sole quindi la farà da padrone. Il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, innocui addensamenti solamente sui monti. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia nella prima parte della giornata sui settori di confine. Ampio soleggiamento altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.